È stata la tradizionale e spettacolare sparata del panegirico a Rapallo a dare il via ufficialmente ai festeggiamenti civili in onore di Nostra Signora di Montallegro. Al termine della messa in basilica, alle 12 in punto, il sindaco Carlo Bagnasco, bottone alla mano, ha dato fuoco alla striscia di polvere da sparo che, serpeggiando tra un mortaretto e l'altro, centinaia quelli allineati lungo tutta la passeggiata mare, ha raggiunto la zona della rotonda Marconi, dove è andato in scena il roboante Ramadan, curato quest'anno dai massari del sestiere San Michele. Una giornata straordinaria, una partecipazione straordinaria, il tempo ci ha aiutato, noi siamo qua con tutta la città che festeggiamo, abbiamo avuto tanti ospiti in questi giorni sul nostro territorio e sono sempre più sentite. È stato bellissimo, ieri mattina per l'ultima giornata alle 5 del mattino sono partiti per la verità alle 2:15 da Piazza Pastene, tantissime persone, di un numero largamente superiore agli anni precedenti e soprattutto tantissimi giovani. Questo ci fa veramente ben sperare per il futuro e ci dà contezza di quanto sia radicata la devozione nella Madonna di Montallegro, che è incardinata proprio nella nostra storia. Al termine del Ramadan è seguito lo spettacolo pirotecnico a giorno, boato e tripudio di colori per l'atto conclusivo del panegirico. Tante le persone che hanno assistito alle sparate affacciate alle transenne, spettacoli pirotecnici che continueranno anche nei prossimi giorni. Questa sera ci saranno 2 spettacoli pirotecnici di Cerisola e Cappelletta. Domani sera, quando l'Arca Argenti arriverà in passeggiata, quest'anno fa un giro un po' diverso, ma comunque arriverà vicino al castello, l'incendio del castello e la sparata ai ragazzi a cura del sestiere Borzoli, e poi a concludere lo spettacolo finale dei sestieri San Michele e Seglio.